Ora il pallone per vie centrali, Piga, poi Ragazzu, attenzione in aria Ragazzu, il destro in diagonale e arriva il gol del vantaggio immediato per la Nuorese. Posizione regolare di Ragazzu che fredda Piras nell'1 contro 1, raddoppia la Nuorese che è già sul 2-0 al 7° minuto e 30 del primo tempo, la doppietta di Mauro Ragazzu. Trova dunque la collaborazione da parte di Maida, forse anche un fallo ai danni del numero 6, c'è spazio comunque per Spada, il suo traversone interessante, attenzione a Salvatore Carboni che accorcia le distanze per il Bosa. A beneficio di Ayana, quindi Caboni sposta il pallone sul mancino, ancora Caboni che insiste, al limite dell'area, Caboni col mancino in porta, Piras, il colpo di testa e poi ancora Piras, ancora lato corto dell'area, Cocco prova a puntare, Maida riesce a superarlo, mette in mezzo Ayana e arriva il terzo gol della Nuorese, ha segnato anche Ayana. Intercetta qui però bene Piga, qui la posizione è regolare per Ragazzu che se ne può andare in velocità, si libera della marcatura, Ragazzu ancora 1 contro 1 a siglare il 4-1, arriva la tripletta di Mauro Ragazzu. Il tiro in porta di Santoro, la respinta corta di Piras. Ancora il Bosa che insiste al limite dell'area, Carboni con il sinistro, il volo di Buoniconti, il fischio dell'arbitro, va Cocco in porta e arriva il pokerissimo della Nuorese, ha segnato anche Fabio Cocco. Il fischio dell'arbitro, parte Carboni e arriva il gol del 5-2, accorcia le distanze il Bosa, finisce qui, vince la Nuorese in maniera abbondante, 5-2 sul Bosa, pokerissimo per la squadra di Frastaro che è campione d'inverno.